Mi chiamo Alice Dalmonico e sono la quinta generazione dell'azienda Dalmonico SRL, che è presente a Vicenza dal 1888 qui sotto la Basilica Palladiana. È nata con la volontà del mio trisnonno Ermenegildo, che aprì un negozio di incisioni per oro e argento proprio qui nel loggiato centrale, nel ex ufficio del Palladio. Abbiamo deciso di partecipare al progetto Futurecraft perché la nostra conoscenza nelle competenze digitali è ancora molto giovane, però vogliamo essere competitivi nel nostro settore. Le principali attività erano l'analisi della terminologia esatta di competenza digitale, perché io proprio personalmente davo il termine sbagliato. Successivamente poi è stata l'analisi dei processi e la classificazione per categoria ed è stata un'analisi proprio precisa di ogni settore della nostra azienda. È stato un miglioramento nell'analizzare tutte le mancanze che nella nostra azienda ci sono, capirle con più precisione e poterci lavorare sopra appunto per poi migliorarsi. In poche settimane devo ammettere che c'è stato un leggero miglioramento, soprattutto sulla comunicazione, che era il problema principale che avevamo scoperto. Ci stiamo ancora lavorando, ovvio è un processo lungo, non è una cosa immediata, quindi ci vorrà del tempo. Personalmente Futurecraft mi ha permesso di dare la mia opinione più giovane, anche se con meno esperienza, di come io ho visto l'azienda finora. Il digitale è importantissimo e per l'artigianato soprattutto perché secondo me la parola artigianato viene ancora vista come vecchio, vissuto, e invece l'artigianato è tutto quello che sono le aziende in Italia, quindi la storia ma anche la tradizione e la continua innovazione. Quindi il digitale è un portale proprio per potersi conoscere, per farsi conoscere e per essere presenti nel web sia nazionale che internazionale.